L'isola felice delle mucche presenta C'era una volta una zanzara. C'era una volta un'altra zanzara. Insomma, una volta c'erano comunque solo zanzare. Siamo in Sardegna, nel Campidano di Oristano, dove fino all'inizio del Novecento c'erano solo paludi e zanzare. Un posto che assomiglia un po' a quel paese, tranne per il mare più bello del mondo a pochi metri di distanza. In quell'epoca era di moda mandarsi a quel paese, anche fra nazioni. Infatti in Italia era tutto da ricostruire e modernizzare, specie nel nord-est e nelle regioni teatro della Prima Guerra Mondiale. Nel 1919 il governo, desideroso di rilanciare l'economia e stufo delle zanzare, decide di bonificare le terre della pianura del Campidano, chiamando in aiuto le popolazioni colpite dalla guerra e offrendo in cambio un nuovo inizio accanto alle famiglie locali. Le famiglie arrivano a centinaia. Il lavoro è durissimo, ma i sogni sono più tenaci. E all'improvviso, mucche, mucche, mucche! È il 1937 e presto ad Arborea il grande protagonista diventa il latte. Sapete perché è così sorprendentemente buono? Pensateci, il caldo sole sardo scalda il mare, che arricchisce il vento, che nutre un fieno che è mangiato da mucche coccolate. Perché solo senza stress il latte viene buono, come tutte le cose. È l'isola felice delle mucche, e mica per caso. Passano gli anni e i nuovi prodotti incontrano presto il favore del pubblico sardo, scalzando per la prima volta il tradizionale latte di capra per quello di mucca. Arborea diventa cooperativa e si trasforma nel giro di 50 anni in una moderna filiera, controllata e certificata, basata su una rete di aziende agricole che, grazie all'impegno di più generazioni, fa prevedere almeno altri 50 anni di successo. Grazie, grazie! Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il latte, la mozzarella, il burro, lo yogurt, il dolce sardo, le provole! Ma non finisce qui. Se un tempo era Arborea a chiedere alle persone di prestare servizio a quel paese, oggi sono sempre di più i paesi che chiedono proprio il nostro latte. E Arborea va, è in futuro. È presto per dirlo. Quello che sappiamo è che Arborea è una storia di persone, di tenacia e di intelligenza imprenditoriale. Le mucche in Sardegna, ve le sareste mai immaginate? Il cambiamento, quello vero, parte dalle piccole cose e può portare lontano. Arborea, l'isola felice delle mucche.